Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo nuovamente dentro una nuova partita in multiplayer, dentro questa nuova mappa che sto studiando abbastanza e a quanto pare ci troviamo davanti un nuovo avversario che risponde al nome di 4308 eccetera, credo che sia il suo numero di casa. Comunque potete ben vedere dai cannoni che appartiene al nuovo schieramento, ovvero al nuovo Shogun, la nuova via. Dei cannoni Armstrong posizionati nelle retrovie offriranno una sorta di supporto a queste quattro cavallerie che ritroviamo dinanzi a noi. Vediamo un po' se sono quattro perché ho visto numerosi stendardi ed ecco che il nemico si getta immediatamente su di noi. Adesso vi descriverò il mio esercito. Intanto sono quattro cavallerie cogliari, mentre io detengo le solite tre cavallerie con monaci guerrieri, di monaci guerrieri, e in seguito il nemico vediamo un po' cosa nasconde della fanteria orso rosso, fanteria orso nero, soprattutto tantissimi fucilieri, e proprio per questo in prima linea, come potete ben notare, ho schierato i miei fantastici samurai con naginata, dei veri e propri, come possiamo dire, membri della SWAT, poiché sono imbottiti di plastico in modo tale da evitare tutte le possibili penetrazioni di proiettili. E adesso ci schiereremo all'interno di questo piccolo promontorio un po' per intercettare i cavalli avversari, per buttarne soprattutto qualcuno giù, visto che in seconda linea, come potete, aio, un proiettile di cannone è arrivato direttamente sopra i nostri samurai, maledizione. E infatti ecco gli arcieri che iniziano a far fuoco sulla cavalleria nemica che sta cercando costantemente di conquistare il dojo. E innanzitutto potete ben notare gli arcieri in seconda linea, ovvero i soliti monaci, attenzione, che continuano a farci fuoco questi dannati cannoni maledetti sul nostro fianco, ed è molto pericoloso, quindi stiamo attenti. Ed ecco che il nemico sta facendo stancare le sue unità a dovere, utilissimo, e sta conquistando soprattutto la bottega. Allora, avanziamo con tutte le unità, teniamo gli arcieri. Ai 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 ai, guardate questa povera unità di katane come viene falciata, perché i cannoni ovviamente da lontano ottengono un certo vantaggio. Possiamo fermare le nostre unità e vedere un po' di ottenere una sorta di vantaggio sull'allungo. Vediamo. Ecco le nostre unità che si stanno per fermare, intanto le cavallerie sempre su questo frontone. Vediamo un po' quello che accadrà adesso. Mandiamo avanti i nostri samurai con naginata e soprattutto in avanti le nostre katane, ragazzi. Inviamole all'attacco perché non possiamo continuare con questa storia, dobbiamo necessariamente attaccare. Ed ecco che le cavallerie iniziano il loro gioco. Andiamo a tutta manetta, benissimo, mandiamo i nostri uomini all'attacco. Questi arcieri dovranno far fuori su questa fanteria, mentre quest'altri su quest'altra. Ottimo, soprattutto sulle seconde linee. Il nostro generale dovrà essere d'aiuto nella sezione contro le cavallerie avversarie. Vediamo un po' se riusciamo ad incitarne qualcuna. Ecco le nostre katane che stanno andando all'attacco. I samurai con naginata davanti stanno cercando di fare il loro sporco gioco. Benissimo, vediamo se il nostro generale potrà arrivare alle nostre cavallerie, soprattutto per incitarle. Andiamo, i cannoni sono pericolosissimi, ragazzi. Mamma mia, ecco frecce incendiarie sull'esercito nemico. Vediamo se possiamo buttare giù questi maledetti disgraziati che si ritrovano nelle retrovie. Ecco nuovamente i samurai con naginata che entrano nel combattimento. Il nostro generale anch'esso è entrato in combattimento e detiene di un'ottima abilità nel corpo a corpo. Ecco che le katane stanno sfondando, ragazzi, come potete ben vedere, sotto un costante fuoco di frecce. Attenzione, portiamo via il generale che lo stanno quasi maciullando, rimangono solo le ossa. E scappiamo anche con le cavallerie, ragazzi, perché come potete ben vedere i nostri uomini se la stanno cavando un po' maluccio laggiù. Quindi andiamo avanti. Bene, 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 questa unità di arcieri ci servirà qua giù e quest'altra qua su. Benissimo, vediamo se siamo riusciti a scappare. Ottimo, abbiamo le unità che sono riuscite a salvarsi. Adesso il generale resterà dietro gli arcieri per incitarle. Benissimo, vediamo se possiamo continuare così. Anzi, adesso le cavallerie le inviamo su questa maledetta unità. Avanti, andiamo avanti con tutte le cavallerie. Dobbiamo spezzettarle prima che rompano troppo le palle. Maledizione, questi arcieri devono buttare giù questi maledetti qua sotto. Avanti, ci troviamo un po' in svantaggio, ragazzi. Avanziamo con il generale in modo tale da mettere un po' sotto il nostro agio le unità. Rimane solo un unico fronte, forza che abbiamo i nostri arcieri. Ecco il generale. Parapapapapa. Andiamo, benissimo. Carica, forza amico mio. Attacchiamo, ecco le altre unità di katane che sono riuscite ad arrivare su questo frontone. Andiamo, 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 andiamo. A manetta, vediamo se questi altri arcieri qua giù possono far fuori il generale avversario. Ottimo, ce la stiamo cavando abbastanza bene.
Vediamo questo maledetto generale. Nel momento in cui le katane arrivano all'avversario le possiamo spezzettare nella maniera che vogliamo. Ed ecco cos'è successo. Probabilmente il nemico avrà lasciato la battaglia. Vediamo un po', ragazzi. Si è fermato un attimo il timer. Ed ecco così, probabilmente il nemico ha lasciato la battaglia. Un'altra vittoria portata nel cassetto dalle nostre unità. Non abbiamo avuto la gioia di portare a termine quindi il nostro compito di falciare il generale immediatamente, però ce la siamo cavata abbastanza bene. Questa è una tattica che può essere utile soprattutto nel momento in cui il nemico detiene numerose unità del nuovo Shogun, ovvero tantissimi fucilieri, come avete ben potuto vedere, e i samurai, scusate, i samurai con Naginata, no, giusto, possono essere utilissimi in prima linea perché detengono un'armatura fenomenale, sono imbottiti di plastico e praticamente i proiettili non li attraversano con molta facilità e possono essere utilizzati da scudo per le katane che si ritrovano dietro. Infatti, come avete ben potuto vedere, li abbiamo falciati e soprattutto gli arcieri sono importantissimi perché vi ricordo che i fucilieri hanno una canotta, non hanno un'armatura vera e propria, quindi una freccia basterà per far fuori un arciere. E in seguito le cavallerie devono essere necessariamente potenti, magari con un bell'urlo di battaglia o soprattutto con un bonus contro la cavalleria, per riuscire a sfalciare le cavallerie avversarie in modo tale da ottenere un vantaggio con i nostri cavalieri, come avete ben potuto vedere, soprattutto contro l'ultima unità di fanteria orso rosso che ci stava attaccando di lato. Quindi l'unica cosa che è importante in una battaglia del genere è proteggere i fianchi dei nostri uomini e soprattutto con gli arcieri far fuori le retrovie avversarie. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!